Da domani e fino a domenica 8 settembre a Bellari Egea Marina in Emilia-Romagna si svolgerà la giornata nazionale dei giovani di Forza Italia. Azzurra Libertà, il nome che chiama all'evento, mobilita dal Friuli Venezia Giulia oltre 100 militanti del partito, 28 la componente dei giovani, coinvolti in numerose tematiche di politica, di attualità, di tecnologia, costume e società. Oggi i coordinatori territoriali di Forza Italia hanno presentato l'evento anche rispetto agli argomenti che verranno trattati. Dalla regione si muoveranno oltre 100 militanti iscritti di Forza Italia Giovani per una presenza di oltre 1500 persone a livello nazionale. È un evento che lancerà dei temi che saranno oggetto poi di dibattito politico nazionale, ma registriamo un grande entusiasmo, sempre maggiore ed intenso, dei giovani verso questo partito. Ci fa piacere perché è evidente che l'insegnamento, i valori di Silvio Berlusconi sono raccolti anche dagli giovani che rappresentano il futuro e l'anima del nostro partito. Siamo riusciti a ottenere dal Nazionale la presentazione di ben due panel, io presenterò quello sull'intelligenza artificiale con il sottosegretario di Stato all'editoria e Benanti, che è il delegato vaticano proprio dal Papa sul futuro dell'intelligenza artificiale, mentre la nostra coordinatrice provinciale di Trieste, Lavinia Pieri, presenterà la parte relativa alla libertà e il concetto di libertà in politica. Fra i vari temi che saranno affrontati ce n'è uno che tocca da vicino tutta la politica nazionale, ovvero l'interesse da parte dei cittadini verso la classe politica, in particolare dai giovani, quelli probabilmente più distanti al giorno d'oggi dal mondo in cui viene svolta l'attività tanto in Parlamento quanto nei consigli regionali o comunali. In questo senso il coordinatore provinciale azzurro Alberto Polacco è ottimista perché ha visto molto interessamento dagli under 30 per questi argomenti. Raccogliamo sempre più interesse da parte delle giovani generazioni. Questo non ci può altro che fortificare e dare sempre più spinta per l'azione politica a livello nazionale e a livello locale.